Buonasera, buonasera, buonasera. Andrea Zeta, che come va, bello! come va? Bene, bene. Io ero dietro, mi sono data ti vedevo, ho la visto che gioia. parlavi, quindi ho detto vabbè, va, entri. Sì, mi sono data la pazza gioia. Finalmente ci siamo, infatti. Non vedevo l'ora di venire qui a fare sta puntata. Sì, Sì? anch'io non vedevo Come si l'ora fa? di essere tutti quanti insieme proprio per questo appuntamento che sicuramente lo hanno atteso in tanti. Sì. Lo hanno aspettato in tanti ed infatti io proprio per questo voglio già dire che noi oggi prenderemo le telefonate. E infatti. Aspettiamo Accontentiamo voi. un po' di il mio pubblico, no? Esatto, abbiamo la band. Visto che io non ne faccio mai di queste puntate così, è la prima volta che faccio una puntata interamente mia. Quindi cercheremo Quindi di già il accontentare telefono. tutti. No, ci divertiremo. Guarda che adesso successo? prenderai gusto. No, abbiamo già la Telefonata, telefonata. diciamo ancora. Pronto? Io sì, Pronto? volevo dare il numero. Nessuno al mondo come te fa innamorare sto cuore mio. Quanta emozione era tuo cuore, tu che sei stato prima amore. sei tutto quello che vorrei. Scusa se non l'ho detto, ma ti voglio amare senza una fine. I sensi te potrei morire. Ci sei ancora? Buonasera. Che è morto? No, no. Con chi stiamo parlando? Buonasera. Denise. Ciao, Denise, buonasera, la nostra Denise. Fai Ci sei? Troppo Tu- bello. cosa, amore? Mi Infatti. sono emozionata. Ti sei fagli una domanda a Denise, gli devi dire Denise com'è il tempo a Gela? Guarda cosa Di dice. Gela? Sì, tu diglielo. Denise, com'è il tempo a Gela? Si gela. Si c'era, vero? Allora, Denise, dici tutto. No, volevo dire una cosa ad Andrea. Sì, anche tu, dai. Ti voglio per il mio matrimonio. Quando ti sposerai? Stiamo aspettando. Quando mio marito viene dall'Iraq. Da lì a fare la guerra? Sì, sì. Ah, veramente? No, giusto? Non è uno scherzo. No, molto presto si avvererà anche il Ah, loro ok, sogno. ok, la giocavine. Denise, Sì. ha Ma detto spero va che non bene, vi sarà metterete soltanto- d'accordo. Spero che non sarà soltanto una volta. Cosa? Solo una volta ci si Seguire sposa. Quante Andrea. volte ti vuoi sposare? No, sposare una volta. Vabbè, la cresima, figli, comunioni, Bravo, battesimi. abbiamo una vita davanti, battesimi. Sposare soltanto una volta, eh. Allora, Non stavo parlando per la serata. Ah, sì. Complimenti comunque. Grazie, per la grazie. serata, per questa serata. Ce ne saranno tante, tesoro. Questa è la prima. Anche perché io lavoro tanto, quindi quando ho tempo cercherò di organizzarmi e venire qui. Anche perché ci tenevo a farlo, già con tuo padre, ne parlavamo da tempo, quindi oggi Finalmente sono qua. l'abbiamo Sono tutto fatto. per voi, ragazzi. Tutto. Ok, sono contenta. Comunque vi auguro una buona serata a voi e una Grazie. dolce notte al mio grande amore, Saverio. Ciao, Lo bello, un salutiamo bacio. anche Grande. noi, Denise. Ti mandiamo un bacione Notte grandissimo. magica. Notte magica. Notte magica, dove la facciamo? Dai. Dopo la facciamo. Ok. Ciao, Va bene, cara. un bacione. Ciao. Ciao Vita, ti amo tanto. Ciao. Allora, diamo i numeri di telefono perché ovviamente chiameranno da Sì, tutte le anche parti. perché siamo un po'... Vado a chiamare. 095 87 39 658. Pronto? Pronto, ciao, sono Maria da Pachino. Da Pachino? Maria da Pachino. Una stocca sta Maria da Pachino, chiama sempre. Andrea. Ciao Gioia. Ciao, come state? Noi stiamo bene, tu come stai? Tutto a posto. Bene, siamo contenti che hai chiamato Maria. Sì, mi piace già le canzoni di Andrea Zeta. Grazie. Siamo Buonanotte vita mia, mi piace, è bello. Buonanotte vita mia. Ti piace? Brava Maria, brava. Sì, vorrei fare dei saluti. Vai. Così diamo spazio agli altri. Tutto lo staff e le vostre famiglie. Grazie. Ok. A tutti gli artisti che cantano, Andrea Zeta e tutti. Ok, A bella, nome ti salutiamo, Salvo che un lo- bacio. Sì, grazie. Ciao, Un grazie. anno Salvo che lo stiamo tanto. E tutti Ok. quelli che mi conoscono, la tua canzone, buonanotte vita Ci mia. penso io, dai. Dopo ciao, la bella, un mettiamo, la bacio. cantiamo. Ciao. Sì, ciao. Ciao, Maria. Sempre, grazie. Ciao. Ciao tesoro, ciao. Allora, noi con Andrea comunque dobbiamo parlare anche di tante cose. Ovvio. Ma ci stanno due sgabelli, Ora li procuriamo gli sgabellini. Oltre al fatto di cantare, dobbiamo dare anche delle news pazzesche. Ovvio, siamo qui anche per annunciare i concerti. Pronto? Ciao. Ciao. Chi parla?
Allora dovete ascoltare dal telefono, non dalla televisione, perché se ascoltate dalla televisione abbiamo un ritardo, quindi il live è tramite telefono, ok? Sempre 095 87 39 658. I numeri dell'8. Pronto? Cantiamo. Pronto? Prendiamo, rispondiamo, cantiamo, che facciamo? Prontiamo. Ciao Andrea Zeta. Ciao, da dove chiami? Chi sei? Da Catania, Agata Musumeci. Agata? Agata Musumeci. Agata Musumeci, come tutto a posto? Come stai bene? Sì. Sì. Ok. Sei bellissimo. Grazie, Eccola, grazie. Intanto Agata. salutiamo chi ci sta guardando da casa e chi ci stanno guardando. Un bacio a tutti. Guarda cosa è arrivato, Ci guarda. sediamo, dai. Dai, Agata, tu nel frattempo prego, dici tutto. Dici Agata. Sempre seduto in gabinetto. Lo puoi alzare, Andrea, lo Si puoi alza? C'è questo qui, Sì, guarda. Tu pigi e lui tappa ed arriva su. Oh, ci sei. Andrea, Sì? puoi mettere la guarda? Quale la canzone? Ti prometto il mio cuore, quella come si chiama? Ti prometto Ti prometto il il mio mio cuore, la nuova canzone. Sì, sì. Saluti, mi chiamo Alessia da Rosa. Alessio, ciao Alessio. Un E bacio. Agata Musumeci. Agata Musumeci. Saluti Un mia bacio. mamma. A tua mamma? Sorrentino, Patrizia. Non l'ho capito. Ragazze, vi salutiamo tutta la famiglia. Ciao bello, un bacio. Bravo. Ciao. Allora, io a questo punto direi di andare con qualche brano. Facciamo una cosa, facciamo qualcosa di live, dai. Dai, cosa ci regali? Perché Cosa tanto- cantiamo, maestro? Tanto le richieste sono state. Li presentiamo i nostri. Subito? Facciamo una canzone nuova oppure la facciamo aspettare? Io direi. In caso, tanto sarà super richiesta, ti Vabbè, toccherà la cantarla faremo- tipo 20 volte stasera. Vabbè, dai. Io te lo dico. Allora, la cantiamo live, poi dopo la canteremo versione originale, ovviamente. Va bene, la presentiamo una band o la presentiamo dopo? No? Presente. Sì, va, ci penso. Vabbè, tanto Dai. abbiamo il tempo. Poi Va cosa, bene. cosa Ancora faremo dopo? abbiamo una serata. Dai. Come sempre ogni mattina mi sveglio e non mi stai vicina. È arrivato quel momento, stasera con te. Siamo arrivati all'improvviso e mi sono troppo innamorato. Non esiste niente al mondo bello come te. Pure rinde suona già suonava, capo sposo io sceglieva te. Io ti porto in una chiesa perché voglio a te per sposa. Sei più bella ancora, si pensa che tu viesti sposa. Sapere che lo suona amore, portami per dentro cuore. E mentre noi facciamo amore, ti prometto cuore che non ti lascio mai per niente. Sto cuore ormai appartiene solo a te. E non ti lascio mai, stai chiuso dentro cuore. Non vedo l'ora che ti sposa amore mio. Tu sei un regalo che mi ha fatto Dio. Poi ci metto pure figlio, poi ci completa. Improvvisiamo, Ma chi so credevo che un giorno che tua sposa mia diventava. Io ti porto in una chiesa perché voglio a te per sposa. Sei più bella ancora, si pensa che tu viesti sposa. Sapere che lo suona amore, portami per dentro cuore. E mentre noi facciamo amore, ti prometto cuore che non ti lascio mai per niente. Sto cuore ormai appartiene solo a te. Io non ti lascio mai, stai chiuso dentro cuore. Non vedo l'ora che ti sposa amore mio. Tu sei un regalo che mi ha fatto Dio.
E Questa canzone è meravigliosa. Ti prometto il mio cuore, l'abbiamo cantata anche per accontentare la richiesta. Però dopo canteremo la versione originale. Comunque ti dico che la richiedono 24 ore su 24. Lo so. Poi no, l'abbiamo improvvisata, ancora non ti dico la verità, ancora in sala nemmeno l'abbiamo provata sta canzone, perché è uscita da poco. Siete stati magnifici. Ma lo sai qual è la cosa bella? Che è la prima volta, tra l'altro, che noi nel nostro palco abbiamo anche la band live. Ma io potrei uscirmene pulito e fare playback, no? Come fanno tanti. Certo. Però io voglio cantare live perché mi piace cantare live. Ma il bello è questo, che poi tra l'altro puoi fare anche solo strofe e ritornello, sì, così possiamo anche divertirci. Ci potevamo anche fermare, che tutto lui il repertorio. A Fontennino gli piace esagerare, vero? A Marino! È stata colpa sua comunque, perché mi stavo fermando dopo il ritornello. Però lui ha continuato a suonare, perché ti piace suonare, dillo. Qua abbiamo tutto live così. Dai, va bene. Succede di tutto. Sì, ok, telefoniamo, pronto? Telefonate? Sì. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Sì? Buonasera. Devi ascoltare dalla cornetta. Che mondi a casa? Sì, sto ascoltando dalla cornetta. Vorrei fare una dedica io. Certo. Ciao Andrea. Ciao. Chi sei? Sì, ci sono. Sei un grande Andrea. Grazie, gentilissimo, grazie. Che dedica vuoi fare? Dimmi che magari vediamo se ti possiamo accontentare live. Sì, voglio dedicare una tua canzone d'amore a mia moglie. A tua moglie, ok. Come ti chiami e come si chiama? Loredana, io mi chiamo Cristian Loredana. Cristian e Loredana. Chiamate da Catania, ragazzi? Sì, da Catania. Ok, adesso vediamo cosa riusciamo a Cosa dedicarvi. riusciamo a fare, dai. Ok? Ok, grazie Andrea, sei un grande. Grazie, ciao bello, un bacio. Ciao, una buona serata. Ricordiamo anche qualcosa di importante. Dai, lanciamo... ancora aspettiamo. No, vuoi lanciare la prima? Ne diciamo una. Lanciamone Una che una. proprio in anteprima la sto annunciando stasera. Ancora non magari ho messo qualcosina, no, per Ma non è avvertire scritto, tutti. Però non ho insomma, scritto niente. Avevo tutto. intenzione appunto di farlo uscire stasera la notizia, no? Allora, aprite bene le orecchie perché abbiamo una notizia in anteprima. Allora, ragazzi, giorno 1 marzo saremo ufficialmente in concerto al Teatro Metropolitan Qua di Catania. Quindi ci tenevo ad annunciarlo di domani. Anzi, ti dico la verità. Già ci stanno anche i biglietti pronti, da domani saranno in vendita. Usciranno domani le locandine. Usciranno anche i numeri di telefono dove magari chiamare e prenotare il biglietto. Allora, aspetta, Metropolitan, stiamo parlando, per chi non è di Catania ovviamente, chi non fa parte della Sicilia e ci ascolta da altre parti, perché siamo visibili nella nostra pagina Facebook al momento, anche nel nostro sito, e domani la puntata sarà caricata anche nel canale YouTube, quindi condividiamo. Per chi non fa parte della Sicilia e non conosce il Teatro Metropolitan, stiamo parlando di uno dei teatri principali della città di Catania, un teatro che permette l'opportunità e la possibilità di far entrare davvero tantissime persone, 2000 persone possono entrare all'interno del Metropolitan, quindi Andrea ha scelto il meglio. Sì, guarda, io non pretendo di riempirlo tutto, per me è una sfida contro me stesso, perché è un teatro difficile dove nessuno mai ha cantato lì dentro di cantanti napoletani, togliendo Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, no? Solo loro sono riusciti a riempirlo. Ad entrare dentro. Non è comunque facile accettare una sfida del genere, perché si sa. Tu ti lanci io sempre. voglio buttare, bene. dai, ci provo. Alla fine comunque sì. Sarà sempre una vittoria, assolutamente d'accordo. Solo il fatto di avere il coraggio di entrare lì dentro già per me. Come ti è venuta sta sfida? Allora, mi è venuta meglio. Io l'anno scorso. Lui è pazzo, cioè lui io l'anno scorso. Allora, già ho fatto tantissime feste di piazza importanti, concerti in piazza. Ho riempito il teatro ABC. Dove è il teatro ABC? Cosa dovrei fare secondo te? Il Metropolitan, non Quindi ci sono io già dubbi. ho dato, nel senso, nel mio piccolo, ho fatto un teatro ed è stata una grande vittoria. E la voglio giocare. Non pretendo niente. Però vi diciamo, da domani potete acquistare i biglietti, entrate nelle Io l'anno scorso già ho fatto tantissime feste di piazza importanti, sarà un altro trionfo. Speriamo. Anche perché a gennaio, prima ne abbiamo un altro molto importante, ma ne parliamo di quello di gennaio. Quello ancora più pesante. Quello è una bomba delle bombe. Intanto salutiamo anche l'organizzatore, che è Riccardo Laspina. Ragazzi, già da domani potrete trovare i biglietti al chiosco La Spina, Montepalma Lineri, quindi già sono disponibili i biglietti, ragazzi. Per chi quest'estate è venuto al concerto di Andrea Zeta proprio a Lineri, è esattamente dove c'è stato il concerto. Infatti, proprio dove è stato il concerto, ci stava il concerto in piazza, è a posto. Esatto, mi raccomando, vi aspettiamo. Telefonata? Telefonata, vai.
Pronto? 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 Pronto, sono Andrea. Ciao tesoro, come stai? Come ti chiami? Bene, sono Giada. Giada. Sì, il grande. Sono Ah sì, ciao tesoro. Mua. Rosario. Un bacio a te e tutta la tua famiglia, ti sento malissimo. Ok, grazie. Ciao piccolo, un bacio. Ti dovevi avvicinare al telefono, Vabbè, ragazzi, mi l'ho raccomando. l'ho sentita. Sì, ha detto grazie. Avvicinatevi al telefono, mi raccomando. Pronto? Buonasera, sono Giovanni, chiamo da Bari. Da Bari, infatti conosco l'accento. Sì, Ciao. Andrea, sono Giovanni Naingolano, non so se ti Sì, ricordi. sì, ricordo il nome su Facebook perché sei uno dei più presenti come Nella commenti, tua no? pagina. Sì, sì. Bella Ero fan questa. sfegatato, sì. Come stai Giovanni? Tutto a posto? Sì, tutto bene, Andrea, a te Hai tutto acquistato bene? già il biglietto del Palaflorio, giusto? Sì. Oh, a posto, Tutto a vai, posto, sono sì. contento. Adesso dopo ricordiamo. Andrea, Sì, niente, volevo che se mi potresti salutare mia moglie Veronica, ciao Veronica, un bacio. mia sorella Lucia e l'amica Alessia. Lucia e Alessio, un bacio, un bacio. Un bacio a tutta Bari perché stai guardando la diretta Facebook, giusto? Sì. Quindi salutiamo anche tutta Bari che ci starà seguendo, Taranto, la Puglia, Calabria, ci staranno seguendo Vi tutte le mandiamo un parti. bacio a tutti. Un bacio a tutti, Giovanni. Grazie mille, Andrea. Ci vediamo Un bacione anche a il te. 23 Un abbraccio. gennaio, mi raccomando. Andrea, sono una gran tua fan. Ciao, bello, un bacio. Grazie, altrettanto. Sono Ci vediamo presto. Grazie. Ci vediamo presto. Ciao Andrea. Ciao Giovanni, ciao. Ci vediamo Ciao il 23. ragazzi, una buona serata. Ebbene Grazie sì, anche a voi. parliamo di Bari perché il 23 di gennaio c'è quest'alro concerto che penso che in tanti Mega verranno concerto. da qualunque parte, perché Sì, sì. Andrea questa volta si è lasciato andare nuovamente per... Guarda, ti dico, una chiamata? Vai. E qua squilla sempre, rispondiamo. Pronto? Pronto? Dovete ascoltare dal telefono ragazzi, non dalla TV, dal telefono. Pronto? Sì, ciao. Ciao. Ciao, Ciao. Chi sei? sono Santo, Santo, da dove ci chiami? da Catania. Dici tutto. Santo? Sì. Vai, vuoi Ciao, parlare sono con Andrea? Santo, lo zio di Silvio. Oh Santo, come stai? Tutto a posto? Tutto a posto. Bene? Com'è? Salutami Domani tutti a casa, compriamo un bacio, i vi mando un biglietti da bacio. Riccardo. Come? Domani compriamo i biglietti da Riccardo. Infatti Santo, Bravo! sono già usciti, mi raccomando, Teatro Metropolitan 1 marzo, Mi fa Ok. piacere Santo, un bacio a te e a Ciao famiglia. Andrea. Ti voglio bene, un bacio. Federica. Ciao. Ciao, ciao Un bacio alla Santo. vita. Che facciamo? Improvvisiamo un altro brano e poi dopo continuiamo con le telefonate? Dopo. Improvvisiamo? Maestro? Poi dopo parliamo più approfondiamo qualcosa Parliamo di del più, qualche 23, dettaglio. parliamo bene di tante cose. Non ho capito. Che facciamo? Andiamo in regia, andiamo. Che canzone cantiamo? Fammi pensare. Cantiamo. Facciamo- Vabbè, io ce n'ho una che adoro Quale? e Dimmi, amo dimmi. sempre, lo sai, è la mia. Regia, te voglio e ti cerco. È la mia canzone quella, e resterà sempre, Infatti. è bellissima. È stata cioè, la tua canzone preferita già dal primo momento. sempre l'ho detto, sempre. E ora quasi quasi ti prometto il mio cuore, quasi quasi la vuole prendere, Quasi sai? quasi. Quasi quasi. Vabbè, dai. Dai, va, Tanta bella canzone regaliamola. quella. Ci siamo? Certo. Tutto live mi state Tutto Vabbè, là. dai, buttiamoci, dai. Tutto là, io lo faccio cantare. Ogni volta che canta questa canzone stiamo nei concerti. Allora ci facciamo vado. una cosa, Vai, facciamo vai. una cosa, visto che dobbiamo fare live, maestro, facciamo la solita situazione. Si trovasse parole per far capire, è scoppiato l'amore di me, ti è pigliato sto cuore senza far rumore. Non esiste nessuno come te, sei più bella una stella tu per me. Si esce da mattina, si primo pensiero, si cammina per strada, cerca te, giuro è troppa voglia di vedere. Io ti portassi a Torino, ci può vedere, perché sei la cosa più bella, sei tutto per me. Questo cuore vive solo di te, perché nessuno a sto mondo è meglio di te.
Se non ti incontro per strada mi senti morire e mi fa chiagnere il cuore e ti vengo a cercare. Era meglio un minuto con te perché non riesco più a vivere sta vita se non stai con me. Poi ci sta anche la tua canzone preferita che diciamo è la preferita di tutti perché è un successo. E la canzone fa così, ci siamo? Io che non dormo più per te, sei un pensiero fisso ormai, dal momento che negli occhi miei stanno già brillando i tuoi e non so che tu stai. Dimmi adesso dove sei e ti porto il mio cuore che già sta scoppiando dentro. Io che vorrei rincontrarti stasera, già sto morendo per te, fatti vedere una volta, ti voglio e ti cerco, tu pensa a sta gente, ti senti e ti guarda, ma come sei bella, tu sei più bella di una stella, io ti portassi lontano per dirti ti amo, volessi sapere a dove ti trovo stasera, adesso il tuo nome lo ucciderò nel mio cuore. Poi ce ne sta un'altra ancora, ma questa è famosissima, la dedichiamo anche a lui e mandiamo anche un saluto a Salvatore Soliso e la canzone fa così: non si può scordare una storia che tenere in tuo cuore, tutto è già diverso, non sono più lo stesso, tu cerca, se chiedi a Dio non la perde, fingere non serve a niente, forse la mia mente che non la sappia amare, ma cosa devo fare, tu chiama pure se non ti risponda e se stasera ti vengo a vedere mentre tu balli volessi morire, tu che mi danzi nei sogni e questi miei giorni che non so che niente e da lontano mi guarda così, il cuore batte non si può calmare, tu sei la parte migliore di tutto il peggiore che vivo con me. Si tu chiama tu dici che già pazzi te, ma se guardi dall'occhio non riesci a parlare e dici che già tu sei innamorato. Fatti vedere una volta, ti voglio e ti cerco, tu pensa a sta gente, ti senti e ti guarda, ma come sei bella, tu sei più bella di una stella, io ti portassi lontano per dirti ti amo, volessi sapere a dove trovo stasera, adesso il tuo nome lo inciderò nel mio cuore. Sembriamo in concerto oggi, eh? Ci siamo? Mary non c'è. Grazie. Dicevo, hai fatto una cosa bellissima, bellissima, bellissima. Ti piace? Anche perché hai ricordato anche Salvo Ma quello Sorriso. lo faccio sempre, in Lo tutti i so. concerti. Non c'è una volta che lo direi mai. Lo so, questo lo sappiamo, è sempre presente ed è stato molto bello anche che lo hai ricordato adesso e noi gli mandiamo un bacio grande grande anche perché alla famiglia che sicuramente ci starà seguendo. un bacio, loro sono sempre presenti, quando possono vengono sempre. Andiamo con una telefonata, vai. Pronto? Sì, bella TV. No, bella radio. Sì, bella radio. Sì, ciao, come stai? Bene. Bene. Chi Fa piacere sei? questo. Anna. Anna, da Belli Rossi. Da dove ci chiami, Anna? E da Catania. Dici. Dici. Dici tutto. Anna, devi ascoltarci dalla cornetta. Hanno sto vizio di ascoltare Sì, dalla dal TV ed è un telefono. Sì, casino. sì, sono Anna Famà, sono una tua fan, Andrea. Anna Famà, sì. Bello, vedi? Hai visto? Andrea, sei il numero uno, sei grande, complimenti. Grazie tesoro, grazie, gentilissima. vedi? Andrea, ti volevo chiedere un po' se mi puoi dedicare la canzone "O Primo Amore" e la dedico tutta a mio marito Davide. Va bene. Anna per Davide. Ok, Anna Anna. per Davide, va bene, dai.
Ti mandiamo un bacione. Ok, grazie. Ciao, Ciao, a tesoro, tutti, un un bacio. bacione Andrea Ciao, ciao. da tutti noi. Ciao. Cosa stanno suonando sottofondo? Scusa, so. cos'è? Cosa c'è sotto? Vediamo. Ti voglio troppo, mi piace, Ah, si pensa tu voglio. Tu Hai sei visto? un vero amore. Tu sei l'amore più grande che io porto dentro. In questa vita voglio solo a te. Ma manca pure un respiro se mi stai lontana. Di come sei bella, che sto cuore è fatto innamorare. Altra canzone. Qua anche Solo ritornello, Cioè, solo ragazzi, ritornello. no, lo devo dire, le fanno anche con tonalità diverse. Cioè, sono pazzeschi. Il bello della TV, di Bella TV è questo, vedi? A me mi sta sembrando di essere a Rai 1. È una cosa Ma ci fanno un meravigliosa. baffo. Bravo, ci piace. Questa notte con te voglio vivere la piena passione. Sono pazzo di te, tu sei pazza di me, noi siamo l'amore vero. Con un vaso di tocco cielo, sia più bello nessuno ti può assomigliare. Io ti amo, tu mi ami per sempre, io e te. Come sei bella stasera, sento che ti voglio. Ora se mi guardi e ti voglio vasa. Ti voglio troppo, mi piace, sei bella, sei dolce. Tu sei un vero amore. Tu sei l'amore più grande che io porto dentro. In questa vita voglio solo a te. Ma manca pure un respiro se mi stai lontana. Di come sei bella, che sto cuore è fatto innamorare. Niente, stasera Andre ci stai regalando delle emozioni indescrivibili. Anche perché lui parte. Beh, vabbè, Vabbè, poi qua non parte è e niente canta. organizzato, sappi che io Quanto non ti- organizzo mai niente. Lo so, ma quanto ti piace cantare? Cioè, proprio Tantissimo, tantissimo. si vede. Pronto? È una cosa indescrivibile. Sì, pronto? Scusate, mi stavo concentrando. Allora? Mi sente? Certo che ti sentivamo. Ciao. Ciao, come stai? Chi sei? Bene, tutto a posto. Sono Rosaria. Rosaria, da Catania perché si sente. Sì, sì. Sì. La cugina di Gaetano Timpanaro. La cugina di Gaetano, salutami Gaetano che lo conosco. Sì, sì, sì. A Catania ci conosciamo tutti tanto. Vabbè, è In normale. qualche modo. Infatti. Come stai? Bene? Sì, tutto a posto. Ok, ok. Dici. Dici. Cosa vuoi sentire? Magari dopo ti dedichiamo. vuole Sì, fare una sì, voglio dedica. sentire la canzone più bella una stella. Che bella una stella, già l'ho cantata, però dopo la rifaremo di nuovo, dai. Ah, Mi ok, raccomando, grazie. 1 marzo Teatro Metropolitan, Ragazzi, oggi abbiamo dato questa anteprima. L'1 di marzo i biglietti già sono disponibili, Teatro Metropolitan. Domani li comprerò sicuro. Non dico di affrettarvi, ragazzi. Nel senso, lo diciamo, l'anno scorso ho fatto il pianone subito, no? Vabbè, non c'erano più ragazzi, intanto correte. Ve lo dico io, Acquistate. annagatevi alla caccarara. Per chi non ci segue dalla Sicilia significa Abbiamo 2 sbrigatevi, mesi, smuovetevi. abbiamo 2 o 3 mesi di tempo. Però Abbondanti, affrettatevi, sì. ragazzi. Ciao cara, ti Ciao, mandiamo un tesoro, bacio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E certo, noi ci facciamo i nostri discorsi, ovviamente gli altri sono in Vabbè. diretta. È giusto. Allora, prima stavamo parlando, dobbiamo prendere un'altra telefonata, posso parlare del 23 Parliamo. gennaio? Prendete una telefonata, se c'è occupato prendiamo. ci sono le telefonate? certo. Cioè. Pronto? Pronto? Sì? Mi chiamo Alessia, saluto da Sacca. Alessia. Sì, saluto Alessia. da Sacca. Sciacca, ok. Ah, da Sciacca chiami? Sì, sì. Sciacca, vicino Palermo. Sì. Ok, come va? Allora, Vabbè. vorrei sentire una canzone. Sì, quale? Te voglio e te cerco. Ti voglio e ti cerco, l'ho già cantata. Però... L'abbiamo cantata, Vabbè. dopo gliela facciamo rifare, Te non ne ti dedico preoccupare. un'altra. te ne dedico Un'altra un'altra. cosa. Sì. Vorrei fare gli auguri a Chetti Barna. A chi? Chetti Barna. Ok, Chetti facciamo gli auguri Barna. a Chetti. Un bacio. Un bacio. Ciao tesoro. Ciao.
Allora ragazzi, mi raccomando, quando telefonate mettete il la cornetta abbastanza e parlate belli forti che vi sentiamo meglio. 095 87 39 658. Allora, stavamo parlando poc'anzi del 23 di gennaio. Il 23 di gennaio ci sarà questo concerto. Soffermiamoci un secondo e poi dopo prendiamo le altre telefonate, che sarà un concerto Anche incredibile. perché ci stanno seguendo, così diamo qualche info, no? Esatto, sarà un concerto incredibile perché? Perché siamo in un palateatro? No, è un Possiamo- palasport a tutti gli effetti. È un palasport a Questo- tutti. Noi lo trasformiamo in un teatro quella sera. Sì, sì. Guarda, ti dico solo una cosa, solo una tribuna fa 3.000 posti, quindi io già ho detto tutto, ragazzi. Chi segue la pagina di Andrea ha già visto le foto Bellissimo, del luogo. È qualcosa secondo me di molto emozionante. Sarà sicuramente una cosa, un concetto straordinario. Vabbè, dopo ne parleremo. Intanto Dai, vogliamo anche perché ci chiamare, sono delle cose durante la serata. Andrea. Vai. Pronto? 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 Ciao Andrea. Ciao, come stai? Bene. Bene? Da dove chiami? Sì. Giuseppe Cervino. Da? Tesoro, mettiti vicino al telefono che non ti sentiamo bene. Da dove chiami? Pronto? Devi ascoltare. Piccoli, Ecco, niente, mi sa che non vabbè, ha mandiamo un capito. bacio, mandiamo un bacio. Gli mandiamo un bacio, anche perché. Pronto? Pronto? Non è pronto. Non è pronto, dovete ascoltare dal telefono, è importante questa cosa perché l'audio arriva dopo se ascoltate anche da Facebook. Allora ragazzi, allora, se dovete chiamare, mettete il volume della TV basso, se no non si sentirà Bravo. niente. Sì, sì. Sì, sì, brava, chi è? Buonasera. Direttamente, ho fatto più danno allora questa cosa, no? Pronto? C'è qualcuno? Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Mi senti? Sì, sì. Tu non sei catanese? No, sono di Bari. Di Bari, come stai? Come ti chiami? Sì. Bene, sono Alessia. Alessia, come stai? Bene? Bene, bene. Tu Andrea, tutto bene? Vedi, Eh, in forma. si sente l'accento. Come stai? Hai già preso il biglietto del 23? Certo, idolo, lo abbiamo già preso. Dai, allora Fatevi ci vediamo. partire l'applauso! Sappiate che ci sarà anche lei a presentare la Fatevi partire serata. l'applauso! A parte voglio ricordare che saremo in diretta su Bella TV tutta la Sicilia, Esatto. anche streaming da tutte le parti. E ci sarà anche lei a presentare. Vi presenterò un'altra catanese. Ragazzi, ci divertiremo quella sera, mi raccomando. Già il fatto che ha chiamato Idolo, ti ha detto Idolo, già li abbiamo presi, Bari fanno è capire la praticamente. voglia. Posso salutare degli amici? Certo, saluto chi vuoi. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare Vituccio Raggi che ci sopporta e ci supporta. Vito Raggi salutiamolo perché è l'organizzatore del Palaflorio di Bari. Vituccio, ti voglio bene. Gli mandiamo un Sicuramente Poi bacio. mi voglio starà salutare seguendo. Lucia, Giovanni Nainggolan, Sì. Francesca e ti voglio far salutare dal mio piccolo Francesco. Ok, dai. Ciao Andrea, Ciao Francesco. Ti voglio Sei bene, forte. piccolo. Ci vediamo presto, ti voglio bene. Che tenero, ti ha detto sei Ma io a Bari voglio bene Ciao a tutti. Cucciolo, ti mando un bacio pure io, troppo carino lui. Ciao, buona serata, Ciao, a grazie. presto. Ciao, Ci vediamo il idolo, un 23. Ciao, bacio. ciao, un bacio. Ciao. Che sono belli. Questo pupo mi ha fatto tutto un sbarasciucchioso era. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Come? Buonasera Andrea. Come stai, catanese? Pensi? Beh, no, Sciacca parla. Sciacca, oggi Sciacca sta. Sciacca, dove si trova? Ad Agrigento. Ciao Andrea. Però è vicino a Ragusa. Palermo, perché sono andato Aspetta. a cantare. Scusa, Sciacca dove si trova esattamente? Chiediamo a lui. Trapani, Trapani. Sciacca, Ragusa, dov'è? Trapani. Sciacca in provincia di Agrigento. Agrigento. Anche perché ho fatto Durant, l'evento lì. tutto pare. La coppa è sempre sua, è quadrata, è lui la cosa. È sua la cosa. Ma Marino. Sì, perché io mi ricordo, ho fatto un evento quest'estate, lui è colpevole, ragazzi, A guarda. Marino, a Marino. Nino Ramini. Come La colpa è sua. Allora, come ti chiami? Kevin, Mary, io ti conosco. Mi Però conosci? tu non te conosci. Sì, ho parlato tante volte con te. Ah, ok. Allora, ciao Kevin. Ciao Mary. Comunque Andrea, volevo fare un saluto a Sciacca, che per ora mi trovo fuori. Salutiamo tutta Sciacca. Volevo che tu mandassi i saluti a Chetti Barna. A Chetti. Chetti, sì. Quando saluti anche Chetti? Ma Sempre la non... Sciacca. Vorrei che tu cantassi
un pezzo di cui io e ti penso, là, non so Ti come. prende e ti vuoi? Ti voglio. No. Ti penso e ti voglio. Forse ha detto alla quale ci tengo. Ti prende e ti butto. No, perché sicuramente io con Kevin. Kevin, noi abbiamo parlato qui in radio, giusto? Sì, in radio abbiamo parlato. Sì, E tu esatto. sei uno di quelli che mi richiede Andrea Z. Sì, esatto. Ecco, adesso ho capito, ovviamente a me mi arrivano tante telefonate durante la giornata, quindi io devo cercare di Immagino. memorizzare, adesso ho Io ho capito. visto che Lui su mi Bella chiama TV, proprio per cioè, su te. Bella Radio sono arrivate tantissime richieste, ti prometto il mio cuore. No, no, tu non puoi capire, cioè io la adoro, quindi a me mi piace suonarla e ci emozioniamo, perché con questa canzone ci ha fatto proprio emozionare, sei d'accordo Kevin? Sì, esatto. Questa canzone arriva dritta dritta al cuore. Grazie Comunque, Kevin. ti mandiamo un bacio, ciao bello. Comunque Andrea, ti vogliamo in sciacca. Va bene, spero di venire Organizzeremo presto. da quelle parti. Salutiamo, voglio che mandi un saluto anche ad Alessia Catanzaro, a sciacca. Ok, e ok. tutta la- Alessia. Un bacio, dai. Ciao bello. Grazie Kevin. Allora, Ok, sai quale ciao. fa? Sì. Siccome Allora, parliamo 2 minuti telefono a giusto raffica. per parlare degli eventi che sono più importanti. Magari Vai. no, dimmi. Allora, no, stavo dicendo che comunque a parte di promettere il mio cuore, sicuramente ogni qualvolta viene fuori un brano è sempre un grande Sì, sì, successo. per fortuna. Cioè, Andre, sta succedendo proprio questa cosa Sono qui. io l'autore dei miei brani, ovviamente. Come qualcuno pensa che io me li compro i brani, ragazzi, non compro niente. Come si dice a Catania, io ma canto, Ma sono. Ah, vai, non mi Quindi- pare manco catanisi. Io ma canto, io Comunque ma no, sono. ragazzi, Ah. comunque, non mi stava venendo. Per chi Quindi non è sono di io l'autore. Catania, aspetta, vai, spieghiamo infatti cosa dico, dai, significa. dai. Io ma canto, io ma sono significa io me la canto e io me la suono. Bravo. Ok? Però ci sta anche, aspetta un secondo, perché ci sta, Diego. inquadratelo. Ci sta Mandate anche su il maestro Diego. Diego Finocchiaro, perché lui è la mia spalla maggiore, Lo so. ovviamente, perché tutto quello che io realizzo lo realizzo insieme a lui. Quest'estate- Quindi non faccio cose che non ci sta Diego Finocchiaro. È vero, perché Lui io è il mio queste arrangiatore, il mio tutto quello che esce da Andrea Z, dagli arrangiamenti, dalle canzoni, dalle melodie, lo faccio, creiamo tutte le melodie le creiamo insieme. ed è vero, perché io quest'estate mi era preso Poi un ogni tanto se attimo. ne esce un qualche parolina, tipo la foto su Como, Eh, cose nostre. Poi ce le spiegherete. Comunque è proprio vero, perché stavo dicendo io quest'estate sono andata negli studi di Diego e lui stava lavorando proprio su la canzone Tu sei il mio tormento. Senza nulla togliere a nessuno, ma non lo cambieremo Vabbè, mai ma con nessuno. allora ognuno ha i propri, dove si trova bene, dove riescono a dare quello che uno cerca e sicuramente tra voi c'è una sintonia Sì, certo, musicale che Guarda, bene, io ho soddisfa lavorato a entrambi. primo colpo sempre con i grandi, giusto? Sono stato fuori a Napoli da Checco D'Alessio, che salutiamo. Non so se Però ci devo sta dire, guardando. aspetta, blocchi, Sì. perché è vero che tu sei stato a Napoli, hai fatto tu, però dopo che tu No, invece stavo ti sei dicendo, trasferito... infatti stavo raccontando, io da Napoli ho pensato, dove andrò a finire? Perché Checco D'Alessio a Napoli è un simbolo, no? Il migliore. Checco D'Alessio stesso mi disse, tu devi andare solo da Diego Finocchiaro. Cioè da napoletano, Quindi, a parte che ci sarei andato lo stesso, giusto? Perché per me, no perché lo dico io, per me è il numero uno. Ma la cosa No, perché bella, lavora con me. no, però voglio dire una cosa, che poi da lì sei arrivato qui e da qui hai iniziato a scrivere tutto tu, avete fatto tutto insieme e il successo lì è diventato 20, 100, 1000 volte in più. Cantiamo, mi stanno Cantiamo. Noi siamo chiacchieroni, qua ci rimproverano. Facciamo? Che cantiamo? Ciccio, cosa ti dedico? Una canzone lontana a te. Lontana te? Bella questa. Vabbè. Bella, un altro la facciamo successo. live, la facciamo in modo nostro, perché questa è una canzone che io ho scritto un anno e mezzo fa, no? L'abbiamo creata insieme a Diego la melodia, poi abbiamo contattato Il grande. vabbè, dopo lo racconto, dai. Va bene? Non potessimo accettare che sta storia mai finita. Mi sento? Penso sempre quando mi ricevo, siamo una cosa sola. Sono sicuro che tu provi amore, non potremmo stare lontano da noi. Ti chiamo ancora ma tu non rispondi, ti chiedo scusa ancora un'altra volta. Tu cerca notte per rindoletta, se non pensieri vissi lentamente, un giorno prima manca un momento, tu sai che senza te non so niente, torniamo a vivere come una volta, ti prego amore, si manca tu, si ferma pure tempo, lo sai che voglio te non cerco niente. Tu sei la vita, renda che sta vita,
anche se a volte mi fai male al cuore e non vorrei dimenticarti adesso, anche se voglio manca solo un passo, non mi fa perdere, non saccio perdere, lontana da te, senza te non posso stare perché tu mi appartieni, perché mi piace tu, senza te non posso stare, ti voglio troppo bene. Io vengo a tu stai tu, non vuoi certificati, lentamente, innanzi all'occhio si presente, la mia vita è solo tua, di più, sempre di più, senza te non posso stare, mi sembra di impazzire, e chiamo se batte, senza te non ha più senso, io vorrei morire, morire pensando a te. Resto grido coro, chiuso a piccio, come triste stare solo. Di presente, la mia vita è solo tua, di più, sempre di più, senza te non posso stare, mi sembra di impazzire, e chiamo se batte, senza te non ha più senso, io vorrei morire, morire pensando a te. Resto grido coro. Inizia a suonare tipo na 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 na, chiusa a piccio come triste. Ti ricordi, no? Abbiamo fatto ascoltare a Gianni. No, era un'altra una canzone, aspetta. Qual era? Lasciare c'era solo una cosa. Cosa? Sì, questa era. Sulla nostra spiaggia, L'origine. ma non ci stai tu. E poi ti racconto, ma cantavo, no? Tanto salutiamo Gianni Celeste perché Un bacio a sicuramente Gianni lui è uno che Celeste. guarda queste cose, soprattutto quando vede me, mi ha visto Sì. crescere, quindi come io lo seguo da una vita, no? Perché ho preso tante cose, ho rubato tante cose sue, no? Vabbè, ma Anche come il carattere nel lato artistico, quindi è da apprezzare Gianni. Ma me ne suoniamo, dai. Sulla nostra spiaggia, ma non ci stai tu. C'è sta solo mare che si fa più blu, soffre pure lui, perché manco tu ti amo, pure l'ombrellone non lo affitta più, e per tuo colore si gioca tu, c'è pure il barista, fa sempre tu caffè, non si fa capace, che non stai insieme a me. Che canzone? Ragazzi, questa è la bellezza del live. Chi doveva dire che sarebbe successa una cosa del Non genere? abbiamo provato niente. Vabbè, è normale, tutto improvvisato. Volevo e qui dire una cosa, vabbè, dopo la diciamo dopo la telefonata. Appunto, stiamo a proposito di questa raccontando di canzone. Lontana te. Ok, Che volete riprendiamola. chiamare? Vediamo. Pronto? Pronto? Non è pronto. Ti stavo dicendo, quindi stavamo scrivendo questa canzone. Ho chiamato Gianni, va bene. Dove va? Ragazzi, dovete ascoltare dal telefono, perché se ascoltate dalla televisione o da Facebook, l'audio arriva dopo, dovete sempre ascoltare dalla cornetta. Pronto? Ok, vabbè. chiudi. Stavo dicendo. Pronto? Ah, qua è. Ecco. Chi Pronto, sei? come stai? Vabbè, Ragazzi, dovete dai. ascoltare dal telefono, Allora, che poi io stavamo uno che parla al dicendo, telefono sì, dovrebbe che magari ascoltare. ci starà seguendo, poi la continuiamo sta cosa. Ecco, allora, stavi dicendo, dopo Allora, prendiamo le telefonate. Quindi mandammo questa canzone, questa canzone cantata, Sulla che ho nostra cantato sulla nostra spiaggia. spiaggia. Lui mi chiamò, e lei, ascolto sta canzone, vabbè, vediamo. Domani mi chiama. Cioè Andrea dice, ho un'idea, metto cantami sta canzone, ti amo ancora, ma appena finisce il ritornello, senza te non posso stare perché tu mi appartieni. E ho detto, è successo. Quindi è è nata stata così. una scelta sua di scegliere Ma- questo pezzo così. Ottima scelta, Ottima scelta, perché ottima scelta. entra perfettamente Poi comunque è insieme. stato un duetto che ha riscontrato tantissimo successo. Se non sbaglio la prima volta l'avete cantato a Catania insieme. L'abbiamo cantata a Catania in un suo Io mi concerto, mi ricordo, pare, e sì. poi l'abbiamo cantata a concerto mio. Sì, sì, mi ricordo perfettamente di quando l'abbiamo sentita, eravamo tutti in suspense perché avevamo Beh, sentito tutto Andrea con Gianni Zeta. ci stava perché alla fine lui mi ha visto crescere. Certo. Tu pensi che è stato a cantare al mio battesimo?
quando io ancora avevo un Vero. anno, che ci penso un po'. In tutte le feste della mia famiglia, nel senso mia sorella, quando ero piccolo io tante volte abbiamo cantato insieme. Io non ho mai mostrato cose da piccolo, però sai quante volte cantavo con Gianni a casa? Una marea di volte. Ma non c'è niente conservato. Ce l'ho. E allora li dobbiamo fare qualche... No, ce li devi portare alla Pronto? prossima puntata. Pronto? 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 Sì, ci ascolta, ascoltaci dal telefono. Chi sei? Pronto? Vi prego. Vabbè, Ragazzi, dovete ascoltarci dal telefono, vi preghiamo. Non le faccio uscire perché mi Perché vergogno. altrimenti non riusciamo a prendere le telefonate. No, ti volevo dire. Ero vestito un po' all'antica. Ma nel che ti senso, altri frega? tempi, quindi un po' mi vergogno. Allora, a prescindere che tutti abbiamo avuto i nostri momenti Sì, idilliaci sicuramente. per quanto riguarda l'abbigliamento, Io comunque da Gianni ti ripeto, ho imparato tanto, per questo io mi ritrovo oggi, a parte che sono serio nella vita, però artisticamente diciamo che seguo l'onda di... l'ombra sua, perché Sì. diciamola, lui è l'unico catanese, non lo voglio dire, non voglio offendere nessuno, non voglio intaccare nessuno, però è l'unico catanese che ha fatto la storia a Catania con la musica napoletana, quindi, ed è l'unico che ha girato e fatto girare la musica in modo forte forte. Non lo dico perché sono di parte, ma è la verità. Io quando vado fuori, Catania è Gianni Celeste. Eh sì, questo Quindi rispecchia io sto la- cercando di fare la stessa cosa, io piano ci sto riuscendo. No, ma devo dire che stai avendo un successo straordinario un Sì. po' dappertutto. Guarda, Andre, lo tu possiamo prendi dire Gianni questo? Celeste, no? La canzone Senza te non posso stare perché tu mi appartieni. Questa canzone, no? Dovrebbe avere non so quanti milioni, 70 milioni, ne dovrebbe avere miliardi, perché è famosissima, è andata in TV. Intanto oggi ci sono persone che escono con una canzone, dopo 2 mesi, 20 milioni, 30 milioni. Ragazzi, Parliamo sti delle numeri- visualizzazioni. Bello, mi piace questo Questo discorso. è un Parliamo discorso delle un po' strano. visualizzazioni. Quindi questa canzone quante Parliamo. visualizzazioni dovrebbe avere, Mary? 100 miliardi? In base a quello che succede oggi, sì. Ma che Ma sono? allora, L'Italia è fatta di 60 milioni di persone. Allora- Come fai a fare 30 milioni in 2 mesi? È una Allora- cosa pazzesca, no? allora, diciamo che c'è stata questa smania Ormai è delle... diventata un po' una presa in giro? Una presa in giro, sì. Dai, diciamola Anche così. perché fanno milioni e milioni, poi vanno a fare un teatro e non riescono a fare nemmeno 200 paganti, quindi come me la spieghi sta cosa? Ma nemmeno Io questo. mi piace vivere di realtà, appunto per questo. Ma anche, lo sai cosa a me mi sbalordisce? Cosa? E lo dico sempre, quando magari, ok, ti fai tutte le visualizzazioni, condividi top, in, out, shep, ora tap, si sono- ora- e ora poi è le entrata- serate sono in realtà pari a 0. Quindi questa è un po' la cosa che sconvolge, anche le serate private e tutto il resto. Io penso che molte volte è meglio rimanere nell'onestà delle visualizzazioni, ma lavorare, Sì, perché sì, lavorando... ma poi oggi è uscita questa cosa delle tendenze, siamo in tendenza, ma se in tendenza, nella serata non la fate, ma che senso ha? Sei in Tu tendenza, prendi, però. ma io manco le pubblico queste cose, Mary, perché io le mie risposte, sai, le do sempre con i concerti importanti. Bravo. È inutile che scrivono, sono in tendenza, milioni, e poi non possono fare nemmeno un teatro. Io Sono non scrivo d'accordo. niente, però faccio 250 serate. Bravo. Quindi questo è l'importante. È la E poi stessa ti cosa sto che dicendo, dico io. Poi vai a controllare, ad esempio, no? Sì. La canzone di Vasco Rossi, voglio trovare un senso a questa vita. 20 milioni di visualizzazioni, una canzone che quello... Che devo fare? Sì, mi senti? Stiamo parlando di una canzone che canta tutto il mondo, no? Tanto a 20 milioni. Stiamo parlando di un Stiamo parlando di mito, uno ma- che riempie gli stadi, eh? Dai, dai. Anche se questa vita... Che già faccio a cantare. Un Un senso non c'è. c'è. No, non conosco buono. Se non la cantavo, l'avrei cantata. Ma non la Dai, lui è Comunque, più... abbiamo capito un Voglio- po'. Abbiamo capito un po' il sistema, no? Lui Che è successo? Un grande artista. Ci sta una chiamata? Comunque abbiamo capito, il fatto di visualizzazione a posto, ragazzi. Pronto? 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 Chi sei? Siamo da Gela? Da Gela. Genova. Si gela? Gela, Gela. Ah, com'è il tempo a Gela? Pronto? Sì, com'è il tempo a Gela? Pronto? Sì, parlaci tu, Andrea. Pronto, mi senti? Pronto? Pronto sono anch'io, da ricordo, no? Pronto? Sì, vabbè, c'è... Devi... si mi giù il pronto? disco. Ascoltaci dal telefono. Sono Saverio, chiamo da Gela. Ciao, Saverio, come va? Da Gela, Gela. 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 Ok, fino a qua ci Da siamo. Gela chiamo. Come ti chiami? Il No, ma tuo pagallo. nome? Il tuo nome qual è? Bene, bene, a posto. Non sto capendo niente. Qual è il tuo nome? Pronto? Sì. Ciccio, non per male, che comunque non si Pronto? sente niente. Come di quale è il tuo nome? Mi può salutare a Rosario Burgio? Ah, Rosario Buccio, un bacio. A posto.
Comunque, Perché? siccome ci stanno seguendo Chi anche è? dalla Germania, che sicuramente staranno guardando, no? Perché mi hanno detto di ricordare anche le serate che farò in Germania. Vai, certo. Giorno 1 dicembre sarò a Pforzheim, se non sbaglio, Eh? Pforzheim è una città della Pforzheim. Germania e già abbiamo raggiunto il sold out. Abbiamo cambiato location, perché abbiamo cambiato location, ci siamo spostati nella location accanto, quindi sold out 1 dicembre e abbiamo cambiato location. E poi il 22 sarò in concerto a Colonia. A Colonia. Poi giorno 20 gennaio sarò a Modena, ora non Modena. ricordo. Comunque a posto ragazzi, sarò anche a Trapani il 22 febbraio. Poi qualcosa la ricordo. Comunque a posto, dai. Ci siamo, Ragazzi, pronto? qua stiamo... Pronto? Niente ragazzi, nessuno. Ragazzi, allora, dovete parlare dal telefono. No, perché forse gli arriva in ritardo, non lo so, ci hanno Comunque, io bloccato la ho linea. portato anche mio fratello, noi non porto mai ospiti da nessuna parte. Lo vogliamo? Mio fratello non c'entra col napoletano, però volevo fargli cantare una canzone stasera. E allora tra un pochino Vabbè, il tempo che sistema tutto e lo presentiamo e lo se facciamo... non si addormenta sul muro. Lo facciamo cantare, anche perché tuo fratello è sempre presente ovunque tu hai. Un genere Canto? diverso avete entrambi. Sì, sì, sì. Fate Lui sta puntando a diventare tipo Sfera e Basta, una cosa del genere, no? No, ma comunque è molto bravo, perché Sì, ho avuto sì. il piacere di sentirlo anche altre volte. È Anche l'unico lui ospite che porto nei concerti in punto. Io ospiti non ne porto mai, non ne voglio. Quando vengono vuol dire che sono ospiti di Roba cuore. sua. Io non ne faccio concerti, io quando affronto un teatro, un palasport, io non sposto le date. Se vendo i biglietti, bene, sono 300, lo affronto, non ne sposto date o rimando come fa qualcuno. Io vado avanti per la mia strada e non porto mai ospiti per pubblicizzarmi. Quindi, Vabbè, ma lui è giusto che venga. no, lui insomma. sì, sì. Lui è giusto che ci sia. Quindi tra pochino noi lo presenteremo. Tra Sì. l'altro, chi è praticamente che ha lasciato il telefono aperto, per favore chiudete Sì. la cornetta, altrimenti ci bloccate la linea. Però se per 3 minuti noi non prendiamo telefonate, cade in automatico. Vediamo, proviamo. Pronto? Bloccate le abbiamo telefonate, bloccato ragazzi, le avete linee. bloccato la linea telefonica. Benissimo. E allora noi Allora, siccome ci staranno seguendo, ragazzi, controllate la connetta se qualcuno l'ha lasciata aperta. chiudetela. Pronto? Pronto? Ciao Andrea. Ciao piccola, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Come ti chiami? Dimmi tutto. Sono Asia. Asia, come mia sorella. Come tua sorella gli mandiamo un bacio, che lei è follemente innamorata di te. Sì, quella è la mia principessa, è il mio amore. Bella. Asia, Ti amo, Tu sei il mio tormento, con te Tutte mani in mano, sta mani, vita è sta più vita è bella. più E poi, bella. se sto male... male dentro ti bacio e sto meglio. Sei tu quell'amore che aspetto da tempo. Ti amo e mi vedo quando tu mi passi. Non cerco più niente ormai da sta vita. Un solo momento con te già di mezzo. Se batte il cuore tu sei il mio tormento. Ti amo. Asia, tutta per te. Mua. Vengo da Catania. Vieni da Catania, che amore. piccolo. Asia, ti mandiamo un bacio grande, Ciao ok? piccolo, un bacio. Sono la figlia di Giacomo e volevo ascoltare la canzone di Sorriso. Ok, ok. Dopo te la dedichiamo, ok? Ciao piccolino, un bacio. Ok, Mua. grazie, ciao. Ciao. Intanto saluto, Che visto che bella. proprio Asia appunto si chiama Asia, mi è venuta in mente anche mia sorella. Ciao amore, sicuramente mia sorella mi starà seguendo da casa, Gli andiamo mando un un bacio. bacio come mia nipote Martina, mio fratello, mia cognata, mia nonna, i miei zii. Signora Quindi mando un bacio a nonna, tutti. Pronto? buonasera. Sì, le Cioè, nonne sono le nonne. Mia nonna è emozionatissima, manco se stavo andando a Sanremo. Signora nonna è contenta. Fate che Asia. Ma da una dove va a settimana fare- che aspetta mia nonna a sta diretta, eh? Poi ci mandiamo un bacio alla nonna. Ciao nonna, un bacio. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Andrea. Andrei. Andre, Ciao. da dove chiami? Da Acate, provincia di Ragusa. Provincia di Ragusa. Sì, Acate, possiamo Acate. cantare una canzone assieme. Posso dire una cosa? Io avevo capito dove chiami? Da casa. Era bellissima come battuta. Io avevo capito un'altra parola. Va bene, ecco, beh, Meglio che non la dico. 4 orecchie e una buona non la formiamo. Allora, come si chiama? Come ti chiami? Milena, Milena. Dici tutto. possiamo cantare una canzone assieme. Vuoi cantare anche tu? Facciamo un duetto. Vediamo quale stai Sì, vediamo. subito. Inizia a cantare, vediamo. Ti porti in una chiesa, perché Perché? voglia te per sposa, sei più bella ancora. Si pensa che diventi sposa. È troppo alta per me. Che la tua innamora,
forte mi fondendo cuore e mentre noi facciamo amore ti prometto cuore che non te lascio mai per niente Sto cuore cuore mi appartiene solo a te. Milena, fantastica! Era tonalità femminile, quindi mi viene È male. normale, è normale. Noi donne siamo molto più alte. Lo so. Milena! Ciao Milena, ti mandiamo un bacio. Ciao tesoro. Grazie, grazie, Ciao, ciao. Ciao, bella. Bellissima questa cosa Però che chiamano poteva- anche per duettare. Ragazzi, non lo so, a me chiamate e cantiamo insieme, dai. Dai, ora facciamo anche Canta questo. tu la prossima volta. Canto io. No, intitoleremo il programma Z, canta tu. Zeta Canta con noi. Canta con Pronto? noi, bravo. Pronto, ciao, sono Deborah. Ciao Deborah, come stai? Tutto bene, grazie. Chiami da Catania, ovviamente, no? No, chiamo da Vittoria, provincia di Ragusa. Tutti questi. Bella. Ciao Deborah. Ciao Mary! Un bacio, Gioia. Tu riconosci le voci? No? Grazie, Sì. grazie, un bacione anche a te. Andrea, volevo dedicare una canzone al mio amore. Che canzone? Notte magica. Ok. Dopo lo facciamo, Debbie. Ok, grazie, buona serata, siete Ciao fantastici. Deborah. Ciao, grazie Gioia, ciao. Questa Anche notte notte magica Ah, con te vorrei tanto non finisse. Questo amore ci appartiene come il cielo e le sue stelle. Senti il tuo respiro su di me, quello che mi fa morire. Quando tu mi baci amore giuro e cielo fai toccare. Sento ancora le tue mani, anche se siamo lontani. Voglio solo che mi ami, che dura sia all'infinito. Giuro che ci metto cuore quando noi facciamo amore. Amami per sempre perché senza te non so più niente. Amami, Amore baciami. Vediamo le telefonate, dai. Dai, Ma come si qua, bella. qua ci stiamo divertendo, ci stiamo divertendo. Pronto? Dobbiamo fare anche la ola Ciao, tra ciao poco. Andrea. Ciao. Ciao Corrado, sono De Rosolini, ciao. Da Rosolini. Rosario, Ciao, hai detto? come va? Corrado. Corrado. Corrado, da Rosolini. Come va? Ascoltami, sì, ciao, tutto bene, grazie. Dimmi Tutto a tutto. posto. Dimmi. Ascolti, vorresti dedicare 60 minuti a Rosario, a mio figlio. E a Rosario, io sono Corrado, Rosario è mio figlio. A tuo figlio? Corrado e Rosario. Corrado e Rosario. Corrado- Ok. Va bene, signor Corrado Ok, Rosario. sarai... Vediamo Dopo se la ti posso accompagnare. dedichiamo. Sinceramente non mi ricordo più le parole. Sì. Non la canto. Appunto. Vediamo se la posso cantare. Diego se la ricorda. Vediamo. Vediamo. Anche solo un pezzo. Non mi ricordo. C'è rimasto un'ora fuori come chiamo. Ci volevo ancora stare morendo scuro. Voglio fare un poco amore come fosse la mia stasera. Un minuto più ma come tu. E non so mai se torna a rimane. C'è rimasto un'ora come poco un'ora. Torna nei pensieri, guarda che c'è vero. Stata accorta mezza scala, scende non guarda nessuno. Ma per me che sì, per te che so, ma c'era ancora nada sera. Signor Corrado, se le ricordano tutte, Andrea, cioè se le ricordano tutte, questa secondo me è la vittoria più grande, quando riprendono le origini. La cantavo da mesi, da anni. Da anni, potrei dire anch'io. Pronto? 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 Sì, voilà. Buonasera. Chiamo dalla Germania. Dalla Germania, Oh. da quale città chiami? Monaco. Da Monaco. Monaco, come Sei ti stata chiami? in qualche mio concerto in Germania? Sì, adesso ti vedrò al concerto il 1° dicembre. Ah, verrai? A Forte. Sei mai andata in qualche concerto di Andrea lì in Mi Germania? potete salutare la mia amica Adriana Buttaccio. Adriana Salutiamo, Buttaccio. Buttaccio. Come ti chiami tu? Pronto? Sì. Ok, non si sente bene. Mandiamo un saluto, mandiamo un bacio. Pronto? Ciao tesoro, non si sente bene? Non ti Zero. sentiamo, non abbiamo capito come ti Ci chiami. vediamo l'1 dicembre, dai. Mua.
E salutiamo anche l'amica Buttaccio. Adriana, Buttaccio, se non salutiamo sbaglio. lei. Ragazzi, dovete stare molto attenti quando telefonate perché altrimenti non si capisce una mazza. Qua noi diciamo così in Sicilia. Stavo dicendo che si vanno a ricordare i brani proprio originari, proprio quelli che sono stati un po' l'origine. Ci manca solo che ti richiedono anche il titolo della canzone del primo album. Come si intitolava il primo album? Una voce nuova. Ti ricordi? Quella, Quella- diciamo che racconta un po' la mia storia, no? Esatto, è partito tutto in questo modo. Già c'è Salvo che si sta sistemando le... È partito, possiamo dire che è tutto partito con questo Sì, quello brano. è stato il primo singolo, anzi il primo singolo è stato il duetto con Rosario Miraggio. Con Rosario Miraggio, esatto. Però io Poi da lì, il duetto non lo reputo proprio Sì, vabbè. anche se è stato insomma il via. Però per me, se è partito proprio con una voce nuova, è stato il primo passo che Andrea sì, Z sì, ha il fatto. primo singolo, sì. E poi da lì, ok, Poi sono grande tornato a successo. Catania. E là, quando ha iniziato che ha dico preso niente, va. carta e penna, perché secondo me il suo successo è dovuto proprio Sì. da quello che gli esce dalla Ho testa scritto, e dal guarda, in cuore. pochi mesi ho scritto canzoni bellissime. È uscito il brano Eterno Amore con Giuseppe Atanasio, poi subito dopo è uscito il duetto con Gianni Celeste, Lontana te, poi Te voglio e ti cerco, Danzamine Sogni che è stato un grandissimo successo. Assolutamente. Poi è uscito Danzamine Più belle una stella, che è questo è il singolo più forte che io ho in questo momento. Sì, Grandissimo però successo. secondo me ti Una prometto canzone il mio dopo cuore Ti prometto sarà- il mio cuore sicuramente. supererà tu. Ti dico la verità. Ti Aspetta, dico prima la che verità. lo dimentico, poi lo dici. Dobbiamo salutare a lui, Davide Musumeci. Davide Musumeci, mandiamo un bacio. Ciao che Daviduccio. ci sta seguendo, nonché anche colui che ha creato il video, grande Musumeci, perché è stato straordinario. Signora della Germania, Signora della Germania, chiuda la connetta, se no qua non può chiamare ecco, nessuno. più nessuno. Dobbiamo salutare Davide che veramente in questo No, abbiamo video messo tanto per fare questo video. È una canzone che sicuramente farà tantissimo successo, io me ne accorgo non dalle visualizzazioni, perché ti ripeto, oggi le visualizzazioni non sono importanti. Me ne accorgo perché sai quanti matrimoni sto prendendo con questa canzone, serenate che tu non ne hai nemmeno te. Ho preso serenate persino a Napoli, quindi da quando è uscita sta canzone stanno chiamando da Napoli come pazzi, quindi non per- sbaglio mai, io quando faccio una cosa non sbaglio. E per chi ovviamente conosce l'ambito della musica napoletana, andare a fare le serenate a Napoli E già le ho è fatte, e a una- Napoli non ho mai fatto pubblicità, né radio né niente, io ci voglio arrivare da solo. No, ma ce le fate, ma te l'ho detto che io ti prometto il mio cuore sarà un altro successo Sì, di sì. quello straordinario, infatti lo vedi come Ma tu la chiamano e vedi come richiedono. ovunque, cioè guarda, io vedo altre canzoni che escono, già toccano numeri, e una richiesta non la vedo da nessuna parte. La mia canzone sta ovunque, non perché è mia, perché ci lavoro con le mie canzoni, quindi ripeto, chi fa visualizzazioni e non lavora, quella è una truffa. È vero, che poi posso chiederti una cosa, perché Sì, tu sei tutto proprio quello che vuoi, io non ho peli sulla Lo lingua. so, no, volevo chiederti una cosa che tu sei uno di quelli che non si ferma mai, che quando, cioè, da quando hai iniziato, ti sei lanciato, non ti sei mai fermato. Ogni volta io a starti dietro è sempre un'impresa, perché esci singoli che nemmeno il tempo già ne prepari un altro e un altro, e Mary, vengono da quando sempre... è iniziato il mio percorso a lavorare, tu ti ricordi la piazza che io feci 2 anni fa, quando ancora non ero nessuno, piazza San Cosimo, no? Ci stava un casino. Mi senza ricordo ospiti. che c'era il lampione nel... Poi abbiamo fatto l'Ineri subito dopo e è stato un grandissimo successo, ancora ero solo con un disco, quindi già da subito io stavo capendo che qualcosa Stava iniziando a cambiando. muoversi. Vi dico solo che il primo concerto che abbiamo fatto qua in piazza San Cosimo non l'hanno fatto scendere, praticamente ha dovuto proporre, che ancora aveva solo un album, perché Andrea non fa mai cover. Ha cantato le canzoni. Ha cantato 2 volte le stesse cose perché non lo volevano fare scendere, non ne avevano abbastanza. Ok, telefonata. Pronto? Pronto, sono Valentina di Acate. Dica Cate? Acate, scusa. Valentina! Ah va. Niente, stasera abbiamo le orecchie un po' impedite. Come va? Tutto bene? Sì, Bene. Dici Ah, tutto, dove? Valentina. Acate dove si trova, Valentina? vicino a Ragusa. Vicino a Ragusa. ok. A Ramini, quando devi dire vicino a Ragusa non lo dici, vedi? Allora, Valentina, dici tutto. Volevo salutare Andrea, volevo dirgli che è meraviglioso. Grazie, Ascolto Valentina. sempre le sue canzoni. Grazie, ascoltale sempre. Sono Andrea Z, non ascoltare più nessuno. Non ho avuto il piacere ancora di vederti dal vivo, spero di farlo più presto. E vieni l'1 marzo al Metropolitan, guarda, ti fai mezz'oretta di strada e ci vediamo in concerto. C'è Va Francesco bene, Di Bella volevo Radio che ti salutare pagherà il le mie biglietto, sorelle. tranquilla. Dai. Emozionata, Valentina? Tantissimo, è la prima volta che parlo con lui. Ecco, qual è la tua canzone preferita? È più bella in una stella. Più bella bella una stella. Altro Posso successo. salutare le mie sorelle? Certo. Sì.
Saluta Milena, Marinella e Siria. E mia figlia Matilde Salutiamo, che passa di salutiamo, lui. salutiamo tutti. Ma se ci stai seguendo dalla TV, giusto? Sì, sì. Ok, ok. Saluto Sì, tutti. sento male. Ok, ok, salutiamo tutti. Un bacio. Ciao tesoro. Ciao Andrea, Siamo in ciao, diretta sulla ciao, pagina, ciao. pure, giusto? Ciao. Sì, siamo in diretta sulla pagina che la potevi anche condividere Sicuramente nel tuo sì, profilo. sì, già mi pare che l'abbiamo fatto. Mio fratello L'abbiamo l'ha condi- fatto. Ah, ok. Fagliela ricondividere anche perché ci staranno seguendo da Facebook, magari staranno scrivendo anche dei messaggi e dei commenti. Ragazzi, dopo leggerò tutto, purtroppo non abbiamo... Vuoi il live? Sì, 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 perché Aspetta. live, vediamo, fammi emozionare. Vediamo che un sta pochino. combinando. Ragazzi, il suo studio è tutto Allora- tecnologico. Allora, abbiamo Davide che scrive abbiamo Davide Musumeci. Salutiamo Maria Grazia Paternò che è in attesa di un dolce bimbo. Auguri. E poi salutiamo Toni Sei D'Antoni. innamorato già la prima volta che hai incontrato gli occhi suoi. Cosa aspetti? Dilli amore, sì tutto per me. Lui prova i tuoi stessi sentimenti. Ci manca solo coraggio per tu dicere. Sei innamorato che aspetti corri da lui. Te trasuda lindamente, vince in faccia che sei innamorato. Prova a chiamarlo e vedrai che ti risponderà e ti dirà che ti ama e che ti vuoi scusa. Me l'ha detto proprio ieri che innamorato mo va a pigliare. Allora, sta Che succedendo. t'aspetto già. Stiamo facendo vedere la diretta. Allora, Vediamo che messaggio. stiamo leggendo. Allora, guarda che sta succedendo. Allora, pazzesco, da Catania non riesco a prendere la linea. La prima serenata a Bari è stato un grande successone. Grande Andrea. C'è chi ci scrive addirittura hello, sei un grande, un abbraccio, amore mio. Ciao Andrea, mi saluti, fenomeno. Grande Andrea. Ah, devo togliere l'audio a te. Che grande, Però Mary che bella sta Milani. cosa, Come si fa a togliere l'audio? Ah, giusto. Mary. Scusate, mi sono... Poi, grazie, l'applauso per Mary Milani e le sue stronzate quotidiane. Abbiamo grande Andrea, ciao da Bari, grande Andrea, io ho condiviso... Appena abbiamo preso il suo telefono in mano sono saliti collegati. Come sto facendo? Stanno aumentando. Ragazzi, Io- collegatevi e condividete. Dai, Esatto, la condividete. pagina Facebook di Bella Radio TV e nella pagina di Andrea. Io ho condiviso subito il mio idolo. Alla C'è qualcuno Svizzera. che ti dice quando vieni in Svizzera? Presto, Abbiamo un- presto verrò a Zurigo. Esatto, poi abbiamo un saluto da Modica, un saluto da Lentini, sei un grande da Brolo a Messina, sei un grande fratello. Andrea, tanti saluti da Bari. Grande Andrea, un saluto dalla Germania. Salutate anche a me di Mauro Sonia, non riesco a prendere la linea. Salutiamo tutti. È l'amica Valentina Urso. Andrea Sicchio Bella Stella. C'è Francesca, sei bravissimo. Di Maggio e da Foggia sei grande. Poi c'è qualcuno che dice la mia preferita. Maria Grazia che scrive Sono in ciao. tanti, sono in Sei tanti, un amore, scrivono. ma cosa sei? Bellissimo, grazie Andrea. Saluti da Zurigo. Salutiamo Zurigo. Sono presto a cantare a Zurigo perché le chiamate sono infinite. Poi c'è chi dice non arrivo a prendere la chiamata, puoi cantare Dammi il tuo cuore a mio marito Rosario. Bravissimo Andrea, sei il numero uno. Ciao Andrea, perché ti aspetto già. Canzone che ho cantato poco fa. Esatto, Andrea sei il mio idolo, Andrea sei il mio idolo. Ciao, siete grandi, forte Andrea. Ciao Andrea, bravissimo Andrea, sei un mostro. Ciao da Caltanissetta. Un saluto dalla Toscana. Ho provato a chiamarvi ma non riesco a prenderlo. 900 chiamate. C'è chi scrive addirittura rispondi, pronto? Saluti da Basilea. Dov'è Basilea? Svizzera. Scusate, sono ignorante in Germania. È bella sta cosa che si vede anche la diretta, diamo anche spazio a chi magari abita fuori dalla Germania, È quindi vero. per loro stasera veramente una serata bellissima. Aspetta. Bari ti legge i ama. messaggi. Saluti, ti prego, Alessio. Ciao Alessio, un bacio. Poi saluti le mie figlie Giulia ed Elena. Da... Posso fare? Sotto la Germania collegati. Posso praticamente. fermare? Sì, come si Tutti- dice? Posso fermare? Forse. Forse? Sono tutti collegati, non so perché, dalla Germania, ragazzi, salutiamo tutta la Germania. Aspetta, questo lo devo leggere. Devi leggere, vediamo. Ma sei proprio forte. Scusa, io sono
Deutschland. Ok, che vuol dire? Ah, sei un grande, Andrea, canti il mio tormento. Saluta mio figlio Kevin. Puoi dedicare a Chiara un pezzo Mai senza te. Grande sei il nostro orgoglio, catanese. Ciao da Pedalino, provincia di Ragusa. Un saluto da Como. C'è chi mi richiede il mio tormento. Saluti da Brolo Messina. Più bella Stella, da Catania cade la linea. Mamma mia, 300 chiamate, non riesco a prendere la linea. Andrea, lo so, non riesco ragazzi, a prendere. purtroppo Sei un grande. c'è la linea Anche intasata. Iole ci sta Iole, guardando. ciao Iole. Chi è? Iole della GS, un bacio a Della Iole e al suo marito Salvuccio un bacio. Poi ancora Andrea, spero di vedere in concerto, sei un grande, da Palermo, mi canti la tua. Ragazzi, tutti l'1 marzo, tutti in concerto. Lo stanno Metropolitan, scrivendo, ci vediamo Mi l'1 raccomando. marzo. Domani chiosco La Spina, saranno già i biglietti, saranno da domani in vendita, domani pubblicherò la locandina. Comunque stavo dicendo è bello questo TV, sai perché? Perché diamo modo anche con la diretta stessa di farci seguire da fuori. No. Quindi è bello Brindisi! perché in Germania sappi che amano la musica napoletana, quindi Sì. quando ci stanno i concerti loro sono contentissimi. Perché loro non è che si trasferiscono là per divertirsi, per divertimento, No, vanno fuori per lavoro. abitano lì per lavoro, quindi per me andare lì a cantare, accontentarli per E me- riportarli a casa in un sì, certo sì, mi senso. fa sentire veramente orgoglioso e soprattutto vedere tanti sorrisi nelle loro facce, no, diciamo. Quella è la vittoria più grande. Quella è una cosa che veramente mi fa stare bene nella musica. Comunque, rispondiamo a chi è chiamato, dai. Dai, pronto? Pronto? Sì? Chi sei? Ciao. Pronto? Sì, ci senti? Sì, Chi sei? Katie. Ghetti, da dove Ghetti. ci chiami? Pronto? Pronto? Katie, ciao. Ascolta dal telefono, Ghetti, Sì, non dal cellulare. Katie. Sì. Qua c'è Andrea, tutto per te. Allora scusa un secondo, no, però tu non ti sei Ciao. caro. Ascolta dal cellulare, ascolta dalla diretta, non dal cellulare. Hai sistemato la cosa. Non gli date retta, ragazzi. Diretta. Saluta. Sistemata la cosa. Non lo so dire. Ha fatto al Mi contrario. sente? Già che loro sono confusi, tu fai così e siamo a posto. Che ti dici? Sì, Sì. Vuoi parlare con Andrea, Ghetti? sì. Te. Rispondi. Chetti, dimmi tutto. Andrea, Sì. ciao. Ciao, com'è? Da posto? Bene, tu? Bene, bene, qua stiamo prendendo un po' d'aria, com'è? Stiamo fumando sigarette? No, no, comunque. Volevo farti i complimenti. Grazie, che beh, chiama da Catania, giusto? Sì, Ormai dal conosco- librino. Da Librino. Librino Posso City. salutare a mio papà? Salutalo, certo. Saluta mio papà che me lo di Silvestro. Salutiamo Carmelo. Anche dalla parte di mia mamma. Salutiamo tutti allora, tutte le persone che Sì, menzionate. anche a mio zio Iva A e a tuo tutti zio i Iva? netti. A posto, va bene così, ok? Ok, Ghetti, volevi ascoltare qualche brano? Sì, Dici. buonasera amore mio. Buonanotte Vita vita mia. mia, che già l'abbiamo fatta, però va bene. Saluto tutta la famiglia pure fino a chiaro. Ok, Ghetti, ti mandiamo un bacio. Ciao tesoro, un bacio. Ciao, buonasera. Che sembra, ma è Leonardo DiCaprio lì? Ma Non è cui? lui, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, è lui. Guarda, ha solo il capello leggermente Smettila più con lungo. queste espressioni da Leonardo DiCaprio, smettila. Occhio perché Leonardo DiCaprio ha fatto una brutta fine sul Titanic. Che ha fatto? No. Affogato. È morto. Una tragedia quel film. Lo guardavo 1000 volte per fare cambiare il finale, ma non cambiava mai. Va bene. Mi senti? Bella era questa. Ta tan taran ta tan Guarda tan. di la canzone che sta al telefono. Non abbiamo capito da capo. Me la dedichi la canzone che il telefono aperto? Me la dedichi la canzone? Che sono aperto il telefono? E quale quale vuoi? canzone? Inizia a cantare, vediamo. Qualsiasi, tanta azienda. Aspetta. E saluto pure la mia compagna Federica Cesco. A chi saluti? Ah, Allora. Federica Cesco. Te la dedico Ok. a te questa canzone, dai. Mi manca già che posso fare, se ormai deciso che te si chiude, stare in te me una parte di te, non piezza che tutto si è portato, non può capire che si per me, annanzi a Dio tu me l'hai giurato, che mi sposavi, e mo dove stai? Mi manca già ma tu sei qua e sempre sempre io sono in tuo cuore fai parte di me fatta per te non sai non ti cagnasse mai curato
solo tu, soltanto tu, la meraviglia solo si guarda, corretto me, ti voglio a te. Ramma sto cuore, voglio a te tutti i momenti, giuro che non c'è niente, perché ormai da sta vita dentro a te. Ramma sto cuore, non ti mettere paura, vita mia da sto cuore, tengo solamente a te. Se tu guardi dagli occhi, fai la vita mia che brilla, tu sei il sole dei miei giorni che fa luce dentro me, fammi spazio nel tuo cuore, voglio farti innamorare, voglio stare con te per sempre perché già stai in me, stai in me. Voglio a te, tu pensi che io ti voglio, già stai in me, mi sono innamorato, giuro voglio a te, tu pensi ogni momento, non perdiamo tempo vorrato me. Io per te sfidassi tutto il mondo solo per te, perché non c'è sta nata bella come te, tu voglio vivere per sempre, giuro che non ci lasciamo mai, c'è tutto per me. No, non può continuare sta storia, dai, non dicere queste parole, tu mi stai distruggendo il cuore, che stai dicendo ti voglio ancora, io non so che è un momento, ma che dici tu sei non dormiente, dai, stasera sarai mia per sempre, lasciami stare, non mi tentare. Non mi dice queste parole da chiamate, ma io t'ho diritto come non giocare. Io ci tengo ancora a st'amore, giuro che se sbaglio ancora, ma chiudo perdono. Che meraviglia! Che mi vuoi dare? Che mi vuoi dare? Noiosi. Wow. Visto? Questa sera veramente abbiamo ancora il telefono, il ragazzo è chiuso. Ragazza di prima che non mi ricordo il nome? Sappi che quelli erano duetti, mi sono Sì, adattato. hai fatto una cosa bellissima, Andre, bellissimo, bellissimo, perché ero io Pronto? dietro che no! Dopo Pronto? Infatti mi hai Pronto? fatto saltare in aria, ti impazzito da me. Pronto? Non stavo cantando. Chi sei? Pronto? Sì. Sono Desiree, chiamo da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria, Desiree, come stai? Tutto bene tesoro? Sì, tutto bene, Ci tu? ci stai seguendo dalla diretta Facebook, giusto? No, sono dalla televisione, mi sto seguendo. Dalla televisione? Ah, Arriviamo anche a Sì. Reggio Calabria, sai? siamo Lo proprio sai solo ora. spettacolari. Sì, una parte di Reggio Calabria la prendiamo. Buono. Tesoro, abbiamo Andrea, che cosa sta arrivando? Un l'elicottero, cosa succede? elicottero. Stanno attaccando a tutti. Andrea, Dici? Elicottero. Andrea, mi puoi dedicare una canzone? Quale tesoro? Più bella in astello oppure sorriso? Pure? Sorriso. Oppure Danza mille sorriso. sogni che si chiede danza mille sogni. Quando vado fuori, canti la canzone Sorriso. Ok. Sorriso. Senti una cosa, ma perché non vieni qua a Reggio? Allora tesoro, giorno 6 maggio sarò a Palmi in concerto da Giosuè. 6 maggio? No, 6 maggio. 6 gennaio, scusa. 6 gennaio sarò in concerto da Giosuè a Palmi. Ah, ok, sì, Ok. lo conosco. Quindi vieni là. Ok. Visto? Saluti a mia sorella Pamela. Come si chiama? Pamela? Ciao Pamela, un bacio. Mua. Grazie. Ciao tesoro, ti mandiamo un bacione. Grazie, ciao, Andrea, tesoro. ti voglio bene. Ciao anch'io, Ciao, tesoro, un Gioia. bacio. Questa sera stiamo svelando anche tantissime date dove Io man mano insomma me le ricordo, no? Ne ho è tante. normale, anche perché sono tantissime. Allora ti dico un'altra cosa. Io già tutta l'estate prossima, quella che viene, Piena. già ce l'ho tutta piena. Estate 2019 per Andrea Piena di Zeta. serate, eventi privati sono tantissimi, Tanti. più di 100. Le 20 6 luglio. le- Il 6 le- luglio sono in un matrimonio importante, però non posso svelare niente. Ma che è il 6 luglio? Chi è questo 6 luglio? Ma sì, proprio. 31. Ma quale 31? Ma non diciamo niente. Sbagliassero tutti i cosi. 29, però tu non ti sei calmi, vedere 6 luglio 5 agosto, 15 agosto faccio 34 anni. a posto. Te lo dico.
34 sugli una vecchia. Sembra una bambina ancora. 34, 34. Pronto? Pronto? Avevo chiamato Pronto? prima dalla Germania. Dalla Germania. Chi sei? Mi chiamo Talita, dalla Germania. Tanita. Tanita. Ciao! Da quale città stai chiamando? Monaco. Da Monaco, tutti da Monaco state chiamando. Mi potete fare un saluto a una mia Ma speciale sei quella amica? di prima? Sì. Tesoro, dobbiamo... Tu truffi la gente, ti stai truffando. No, vuole salutare la sua amica. Ah, sì. Ah, salutiamo la tua amica. Come si chiama? Adriana, ciao Adriana. Ciao Adriana. Ciao Adriana. Ci vediamo in Germania. Ci vediamo in Germania giorno 1, ok? Ok, ciao. Ciao, bello, un Ciao. bacio. Hai visto? Lei voleva solo salutare, ora che ha salutato è felice. Però è stata fortunata, ha preso la linea 2 volte. Praticamente ci sono persone che scrivono non riusciamo. Pronto? Pronto? Sta ascoltando la telefonata di Stacca prima? la TV. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Pronto? Sì, ti sento, ti sento. Ciao, sono Alessia. Alessia, come stai? Chiamo da Catania. Ciao, bene tu? Bene, bene, bene. Tu. Dimmi tutto, dimmi tutto. Niente, volevo ascoltare la canzone Una storia fornuta. Sta storia è fornuta, tu non l'hai capito. Non voglio soffrire, lo so che fa male. Riguardo le foto, mi trema anche il cuore. Non rimane niente del nostro amore. Sei stata importante, adesso sei niente. Anche se da domani faremo l'amore. Rimane attrazione, non è vero amore. Non rimane niente del nostro amore. Contenta? Pronto? Secondo me ha messo piano, cioè ha pausato il telefono e ci stava guardando dalla Sì, televisione. non sentivo più. Ecco, Sappi che ti ho cantato la canzone? Sì, grazie mille. ciao Ok. tesoro. Sei bravissimo e bellissimo. Un Grazie bacio. tesoro. Mi raccomando, è un omazzo Metropolitan, ok? Sì, 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 ci sono. Brava, I domani biglietti li troverete al chiosco La Spina, Montepalma, Linere. Mi raccomando ragazzi, già è partita la prevendita, da domani sono già disponibili i biglietti. Perfetto, grazie per avermelo detto che io vengo. Ciao tesoro. Bella, ciao. Un bacio, ciao, Un bacio. ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E se ogni tanto mi ricordo qualche canzone con i titoli che dicono. Ma anche perché questo non è un altro brano che presenti sempre. Pronto? Pronto? Sì? Signora, un po' di allegria. Hello! Pronto, con chi parliamo? Pronto? Sì? Sì, sono Conci. Sei Conci da Catania, giusto? Sì, da Catania. Sicuramente sarai anche a Quelli letto. ti difende sempre su Facebook. Che è la che? Ti difende sempre su... Ti difende Ah, sempre che mi su difendi. E Facebook. come ti chiami? Perché io ricordo i nomi. Conci. Conci come? Conci, Ruscica e Catania. Rusci. Fai Catania. Sì, sì. Io ricordo tutti con me perché io, sappiate ragazzi che io i commenti li leggo tutti. Magari i messaggi è impossibile, però i commenti sì. No, vabbè, i commenti su Instagram c'è sempre la difesa. Lo so, e purtroppo ci sta sempre la Comunque. gente un po' Ma quelle di ci cervello sono che... sempre. Tipo oggi ho Vabbè, fatto, ma ho quelli messo, lasciali oggi stare. ho scritto una frase, no? Ho scritto, Sì. oggi ho scritto, che ho scritto? Era un pezzo, era una frase della tua canzone. L'amore, era una frase... Aspetta, andiamo sull'Instagram di Andrea Z che lo facciamo live. Ho scritto una frase. Aspetta, che ci abbiamo? D'amore, no? La parola semplice. Sì. La posso E uno mi ha prendere? scritto, sì, sì, certo, ho scritto... Ah, cosa ho guarda, scritto? sei in diretta anche su Instagram. Ho scritto. Allora, che ha scritto Andrea Z? Ah, se vorrai sarò il futuro dei giorni tuoi. Ah, ok, allora. E una mi ha scritto, tu secondo me sei malato, tu di qua. Scusa, ma Vabbè, perché comunque, sono lascia malato? ripetere queste persone perché sono proprio Vabbè, dai, alla ignoranti fine ci sta, non è totali. che magari lo fanno per farsi notare. Esatto, quindi sì, cioè, sono malato perché parlatene ho scritto bene una o frase- parlatene male, l'importante è che sai cosa fanno? Scrivono per farsi notare, non Sì, si sì, rendono vabbè, conto dai. che sono ridicoli. Vabbè, ma nel senso male comunque si fanno notare, non Va nel bene, senso va buono, bene, questa è dai. la cosa. Va bene Andrea, un Va bacio, bene, tesoro, grazie. ti ringrazio. Grazie. Ciao ciao. Ciao, un bacio. Ciao bella. I Chetti. miei paladini mi difendono alla morte, mi difenderanno sempre. E questa è la cosa più bella. Ok, questa è la cosa più bella. No, pronto? Pronto? Sì? Signora, alzi il volume della voce che non la sentiamo. Ciao, sono Monica, chiamo dalla Germania. Dalla Germania. Che città dalla Germania? Come? Che città della Germania? Meskirk. Metti? Sì. Metti. No, Io non so chiamo ma- per mia figlia Natascia che è pazza di Andrea Z. Mando un bacio a tua figlia.
Natascia. E se gli puoi dedicare la canzone Più bella è una stella, in diretta perché lei sta guardando. Diretta? Io ti portassi a niente ci può vedere, perché sia cosa più bella sei tutto per me. Questo cuore vive solo di te, perché nessuno studia meglio di te. Se non ti incontro per strada mi sente morire e mi fa chiamare il cuore e tu venga a cercare. Era meglio un minuto con te, perché non riesco più a vivere questa vita se non stai con me. Natascia, tutta per te. Grazie Andrea. Un bacio a Grazie. tutta la Germania. Ciao bella. Grazie. Ciao, una buona serata. Ciao, buona serata anche a voi. Grazie. Ciao tesoro, grazie. Praticamente abbiamo dirette su dirette, non ho capito se stiamo facendo anche la diretta da qua dentro, Non lo so, non a sto capendo parte niente. la diretta Facebook. Ricordiamo anche che domani sera alle ore 23, per chi si... Questa mi sembra tanto Casavianello. Domani sera alle ore 23 ci sarà la replica per tutti coloro che se la stanno perdendo e poi domani anche su YouTube la puntata, quindi condividete, condividete, condividete. Pronto? Raimondo, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, Pronto? che noia, che noia, che barba. Pronto? Non è pronto. Non è pronta o non è pronto, in base a quello che è. Posso chiederti qual è la canzone che tu hai scritto che ti è venuta più di cuore tra tutte quelle che hai scritto a scrivere? Ti dico la verità. Questo è uno scioglilingua. Che mi è venuto? Più semplice, più di cuore, che l'hai scritta più di Ti promette il mio getto. cuore. Ti promette il mio cuore. Sì. Cioè È proprio una che tu l'hai canzone presa. che già pensavo da molto tempo, la volevo fare perché la sentito a cuore. Magari sinceramente volevo aspettare il momento giusto, no? L'ho capito qual è il tuo momento. Però la devo far uscire per forza. Anche perché Andre, possibilmente tu che ne sai uscite, adesso arriva il momento giusto. Ad esempio, prendi tu la canzone Te voglio e ti cerco, l'ho fatta. Pronto? Dopo te lo spiego. Ok. Pronto? Mi sa che c'è Pronto? Diego di mezzo per te voglio e te cerco. Sì. Non mi rubare la canzone. Tesoro, sì, mi senti? Sì, ti sento. Come stai? Come ti chiami? E da dove chiami? Eveli, ciao. Ciao Tutto tesoro. bene? Bene, Tu? dimmi tutto, bene, dimmi tutto. Tutto bene. Aspetta un attimino che ti voglio fare salutare a mia cugina. Ok? Ti vuole salutare, si chiama Tiziana. Ok. Tiziano. Aspetta un attimino. Si è addormentata. Quindi, Bello, niente. tutto Dalle un molto bacio, bello. dalle un bacio. Ciao piccola, un bacio. Va bene. Ciao Andrea. Ciao. Ti stavo dicendo, quando stavo registrando il disco, è una voce, no? Che, come lo sentito? No, Te voglio e te cerco era nel Eterno amore, secondo. Tutto C'era bene. l'ultimo brano da registrare. Aspetta un attimino che ti voglio fare... Cerca. Io non la volevo nemmeno cantare sta canzone. Io a te stai Aspetta, cantando. era anche incompleta, no? Mi ha detto entra in sala e la devi cantare. Man mano che la registrò, Diego, non la voglio cantare sta canzone, non mi piace, te lo giuro. Ma dai, cantala, cantala. Mancavano anche delle parole. Io man mano che cantavo mettevo parole, aggiungevo, ti rivedo, ho messo parole così a cavolo, diciamo. A cavolo di cane confuso. È diventato un successo sta canzone. E meno male che l'hai Confermi? fatta. Confermi? E meno male. Ma noi in cioè. sala ci divertiamo. lo Poi so. infatti quando vado a registrare a volte no, ci vado alle 5, tipo esco a mezzanotte, dico ma come mai che fai? Perché tipo dalle 5 tipo alle 11 ci mettiamo a sparare cazzate Poi le mezz'ore è solo per registrare. direttamente. Pronto? Pronto? Pronto, sì? Pronto? Ciao, mi senti? Sì, ciao. Ciao. Sono Katia, chiamo da Catania. Da Catania, sì, sì. Dimmi tutto, Katia. Volevo dedicare la canzone, quella là con Gianni Celeste, Lontane te. Lontana te. L'abbiamo fatta prima, tesoro, un'altra non ce Un'altra l'hai? canzone. La canzone, quella là con Gianni Celeste, Lontane te. Spegni la TV. E allora fai tu, qualsiasi canzone. Va bene. Perché comunque sono tutte belle le tue canzoni, Grazie, quindi... grazie. Gentilissimo, grazie. Ti mandiamo un bacio. Ciao cara. Ma mi sono allontanata. Non ho capito. L'insalata. Ecco, si è allontanata dalla televisione. Ok. Ok, allora adesso vediamo cosa ti dedichiamo, ok?
Va bene, ok, grazie. Ciao, un Mi sta bacio. spaccando i timpani. Scusa, ma io ho un tono di voce un poco alto, lo so. Maledetta. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Adesso parlerò piano, va No, bene? no, Ah. no, ormai ci siamo abituati, No. tanti in radio fai sempre casini. Come va? Pronto? Pronto? Sì? Ciao Andrea, Ciao, tu non sei da Catania? Dove ti chiami? da Lissone Brianza. Brianza, dove si trova? Milano? Sei già venuto di qua al VIP Club di Sesto chiami San da Giovanni? Milano, chiami da Milano. Sì, Milano. Da Milano, sì, come stai? Tutto bene? Sei stata a concerto? No, non sono riuscita a venire. Vabbè, dai, il prossimo concerto. Sarà già 1200 chiamate per riuscire a sentirti? Che brava, vedi quando hanno tanta voglia di parlare insieme a te. E allora una volta che ce l'hai fatta, vai, digli tutto quello che Dimmi puoi. Ci canti Danzami nei sogni? Lo so che l'hai già cantata. Ci tieni in particolar modo? Sì. Aspetta un secondo. Aspetta che si guardano Maestro ed Andrea, si guardano, hanno quello sguardo abbastanza yeah, e quindi adesso te la fanno. Ormai la Questa è cantiamo a squarciagola io e le mie bambine in macchina per il tragitto casa-scuola. Sì? E allora lo merita, la cantano. Non ho con capito, non ho capito. L'ha detto che la canta nel tragitto casa-scuola insieme a suo figlio in macchina, la cantano a squarciagola. Quindi la vorrebbe dedicare per questo. Dai maestro! Sing, sing, oh. E si stasera ti vengo a vedere, mentre tu balli volessi morire, tu che mi danzi nei sogni e questi miei giorni che non so niente, e da lontano mi guarda così, il cuore batte non si può calmare, tu sei la parte migliore di tutto il peggiore che vivo con me. Un bacio anche a sorriso. Contenta? Contentissima, grazie mille. Ciao tesoro, un bacio. Un bacio a tutta Un Milano! bacione, buona serata. Anche a te, anche se ormai tra pochissimo mi sa che siamo quasi giunti al termine. Abbiamo il tempo per altre 2 o 3 telefonate e poi in chiusura come sta concludendo? Andiamo. Come Ma concluderia? vediamo che sperimentiamo. Pronto? 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 Ciao. Ciao. Tu non chiami da Catania? O sì? O no? Sì, da Catania. Ah, da È Catania. emozionatissima, chi sei? Sono Giulia. Giulia, dimmi tutto tesoro. Stai impazzendo. credendo. Non ci stai Tesoro, credendo? che Io sono qua, carina. guarda. Non ci posso credere. Sei contenta? Sì, troppo. Ah, quanti anni hai Giulia? Cosa? Quanti anni hai? 14. Tesoro, sei una fan di Andrea, vero? Sì, forse la più sfegatata. La più sfegatata. La più sfegatata. Qual è la Sei- tua... Sei contenta che mi vedi stasera in diretta TV? Sei contenta? Sì, Quindi- bellissimo. Quindi sei con le amiche, giusto? Perché sento anche parlare. Sono mamma. Con mia mamma e mia sorella. Quindi ci state seguendo dalla TV, giusto? Andrea, sei bellissimo. Grazie, mando un bacio a tutta la tua famiglia. Andrea, Mua. Andrea, ti posso fare sentire un pezzo di una tua canzone? Vediamo. Vado. Ho sbagliato. Qual è? Vai tesoro, non ti emozionare, vai. Si trovasse parole, non potevo far capire che È è scoppiato scoppiato l'amore l'amore dentro di me, ti hai pigliato sto cuore senza far rumore. Non esiste nessuno. Non esiste nessuno. Ti mando un bacio tesoro. E grazie sempre, eh. Giulia, poi ti aspetteremo nelle altre puntate, mi raccomando, perché ce ne saranno altre, ok? Ok. Dai, Bacio a sorridi te che è tutta una la tua bella famiglia. cosa. Ciao. Andrea. Sì. Puoi salutare mia sorella Elena? Ciao Elena, un bacio. Quindi ti aspetto l'1 marzo al Metropolitan, giusto? Sì. Ok, ciao bella, un bacio a te e famiglia. Mua. Ciao. Visto, eh? Ciao, che belle. Sono belle. Quando si emozionano soprattutto così tanto, perché sembra, io lo dico sempre quando sono in radio, può sembrare assurdo, ma si crea un rapporto, perché proprio loro Ma vogliono io li bene. amo perché io sono sempre Vogliono presente con loro. bene. Facciamo una Telefonata. telefonata. Vai. Telefono? Pronto? 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 Sì. Chi sei? Pronto? Sì?
finalmente è una serata che cerco di chiamare. Lo so. E Poco sei fa anche avete l'ultima telefonata, quindi sei stata l'ultima. Fortunata finalmente. Chi sei? Giusy, mi chiamo da Catania. Dimmi tutto, Giusy. Allora Andrea, intanto sei bravissimo, complimenti per le tue canzoni. Grazie. Giorno 1 sicuramente sarò lì al concerto. No, sicuramente, devi essere lì, Infatti. Ok. Allora Andrea, ti volevo chiedere un favore. Sì. Se mi facevi a cappella per il mio amore Alessandro Musumeci, Eterno Amore. Amore. Come fa? Io mi dimentico le Come canzoni. succede? Non ti preoccupare. Vediamo, cerco di cantare anche la parte di Giusy. No, aspetta. Questa è la versione femminile. Mo tu venga a pigliare, penso già che stai qua e ci vediamo in vase. Tu sei tutto per me, io e notte per te. Siccome l'ora casa va a mare, casa viene e poi scompare. Già mi sente morire, non mi voglio fermare. In tasti vasi tremo cuore. Tu sei la vita per me, niente più belle di te. Ci siamo tatuati in tuo cuore, questo nostro eterno amore. Bravissimo, grazie Andrea. Grazie a te tesoro. Grazie, Ti mandiamo un bacio. Ciao. Grazie mille, grazie. Di ciao, niente. ciao. Allora, blocchiamo, vediamo cosa sta succedendo su Facebook e poi diamo la buonanotte. Allora, dai, solamente per fare vedere che siamo Tanto live infatti. ovunque e dovunque e che siamo in diretta. Vi ricordo che se invece state guardando la replica è domani sera dalle 21, dalle 23 in poi, giusto? Scusatevi, devo andare su Bella Radio TV, Salvaggi, aspettate un salvaggi. attimo. Domani sera la replica dalle 23 in poi e non solo, domani anche la diretta pubblicata sulla pagina YouTube che potete condividere. La pagina di Bella Radio TV. Vediamo cosa c'è 1645 1645 commenti, la gente sta scrivendo impazzita. Entriamo in diretta sulla diretta. Amore mio, mi saluti Velia. Emiliana Sabatelli che dice idolo mio, mi saluti. Concetto Cardì, ciao. Concetto Cardì, un bacio. Mua. Oi. Com'è bello, Sei com'è stupendo, ti bello, prego. la città è veloce. State scrivendo in tanti, Com'è facciamo bello, vedere. com'è bello, la città è veloce. Ma già si sa quando sarà la prossima? Sicuramente adesso ci metteremo d'accordo, vedrò le serate che ho da fare e poi sicuramente però ovvio ci tengo anche perché mi piace il clima di questa Ti sei situazione. quindi divertito? Tantissimo. Ma la mia cosa, la cosa più importante per me era fare divertire il pubblico da casa e sicuramente sarà stato così. Quindi il mio obiettivo è sempre questo, far rimanere contenta la gente. Quindi E facciamo, allora? salutiamo il maestro Salvuccio Finocchiaro. È un grande. Buonasera. Il nostro Nino Aramino ormai Nino Amarino da me ormai soprannominato. Poi anche e lui è Nino direttamente da Catania. Poi ci sta anche il nostro Diego Finocchiaro, il maestro Diego Finocchiaro. Vai Leonardo. Ecco. Andrea, io mi sono divertita tantissimo. Facciamo una cosa, È non stata voglio chiudere bella. con una mia canzone. Io intanto ringrazio tutte le persone che ci hanno seguiti da casa, no? Ringrazio tutto lo staff di Bella Radio, siete veramente eccezionali, siete veramente grandissimi. Location spettacolare. Grazie. E anche tutto lo staff, ringrazio Sonny, un bacio a Sonny, al nostro popcorn, tuo padre, Francesco, Leonora. Eleonora, Milena, poi chi manca? Mio fratello Gabriele che ha cantato qui, salutiamolo. Non Certo. ti prendere di collera, dai. Dai, il nostro Sugar. Noi ci siamo divertiti, io credo che in tanti sono rimasti contenti. Ci scusiamo per tutti quelli che non siamo riusciti ad accontentare con le dediche e le richieste, però non mancheranno occasioni, quindi sicuramente ci saranno tante opportunità. Prossimamente vi faremo sapere le altre date. Io adesso ti lascio, saluta come vuoi. Facciamo una cosa, tanto le mie canzoni le conoscono. Cantiamo un classico napoletano così chiudiamo in bellezza, ok? E allora, Andiamo? sì, io saluto così. Zeta termina la prima puntata, ma vi daremo presto Ragazzi, informazioni. ricordiamo 1 marzo, Teatro Metropolitan e 23 gennaio Pallaflorio. Non mancate Andrea Zeta!
solo a te che sei un amico e tu porti per quartiere, ma tu solo non si vede, ma si vede tutto il resto e s'arrava nel finestre e capisci com'è bella la città con le scenelle, com'è bella la città con le scenelle, com'è dolce, com'è bella la città con le scenelle. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per la mano dei fedenti, che non tengono coscienza, che non tengono rispetto, come fanno a pigliare suono quando a sera ridono niente. Ciao a tutti, buonasera! Ciao!